Non
squadra del primo tempo, la nostra squadra del primo tempo è stata, ha tenuto la partita in equilibrio assolutamente. E evidentemente dopo siamo usciti dallo spogliatoio un po' distratti e su un infortunio della difesa abbiamo preso il gol. Dal nostro punto di vista questo ha scompaginato un po' i nostri programmi, è venuto subito il secondo, anche questo evitabilissimo, e da lì la partita è un po' caduta. Sarebbe stato diverso se noi avessimo fatto in finale del primo tempo, avessimo fatto gol su colpo di testa, dove è stato un miracolo del portiere, probabilmente la partita avrebbe avuto un decorso diverso. Il calcio è questo, devo dire che comunque siamo soddisfatti, la nostra squadra è giovane, ha pagato un po' di inesperienza, però insomma, nel calcio si sta. Il Treviso si è dimostrato una bella squadra e avevamo timori anche per l'ordine pubblico, invece devo dire che insomma, la dirigenza delle società è stata subito in sintonia, siamo stati subito in sintonia, abbiamo gestito questa cosa, un grazie particolare alle forze dell'ordine che sono state davvero preziose, che hanno controllato in maniera egregia il flusso dei tifosi. Durante la partita lo stesso c'è stato il normale spot off, che però è stato sempre entro ambiti assolutamente civili e corretti. Devo dire che questa sconfitta può anche servire ai nostri ragazzi così giovani per rendersi conto che insomma, il campionato di eccellenza è molto difficile e avevamo il palato fine perché 2 vittorie ci avevano un po' illuso. È evidente che resta immutato il nostro atteggiamento nel confronto del campionato, che è quello di avere al più presto una salvezza. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi e devo dire che da questo punto di vista stanno rispondendo. Altro non ho da aggiungere, se non che siamo pronti per la prossima sfida